Per avere una strada degna di nota, sicura e percorribile senza dover stare dietro alle solite colonne di mezzi pesanti, ci è voluto quasi un decennio, mentre la vergogna si impossessava giorno dopo giorno della strada segnata da troppe croci. Parliamo del tratto agrigentino della nuova statale 640 inaugurato lo scorso 28 marzo. Ebbene, adesso passati dalla precaria ex statale ad un'autostrada, bisogna costringere gli automobilisti a rallentare la corsa, divenuta troppo facile grazie al nuovo percorso. Come naturalmente con l'autovelox, per la cui installazione non serve l'autorizzazione del prefetto, perché l'arteria è equiparata ad un'autostrada. E così ci si sta avviando a passo svelto verso la collocazione dell'apparecchiatura. Resta a quanto pare da scegliere solo il punto che potrebbe essere il rettilineo di Racalmuto. Ad occuparsene sarà la polizia stradale, non sarà quindi una manna dal cielo per i comuni interessati, nel nostro caso Racalmuto. È chiaro che è difficile per i diretti interessati, ovvero gli utenti della strada, accettare la presenza del famigerato autovelox, anche se spesso è lo spauracchio di venire beccati a costringere ad una prudenza che non è mai troppa quando si viaggia. Purtroppo la segnaletica, quella in particolare dei limiti di velocità, viene spesso ignorata e non si può fare a meno di usare il pugno duro, così come si sta cercando di fare anche sulla 189 nei pressi del bivio Tumarrano.